Allora, anzitutto grazie dell'invito, grazie di pensare alla Costituzione in un momento in cui molti, troppi forse la vogliono cambiare e pochi la vogliono attuare. Io vorrei raccontarvi, dunque questo festival è dedicato alla retribuzione, e la retribuzione è un termine ambiguo, potrebbe voler dire il diritto ad arricchirsi, il diritto ad arricchirsi contro o sopra tutti. Bene, questa non è la retribuzione di cui è l'articolo 36 della nostra Costituzione, la retribuzione a cui dovremmo tendere, non perché arricchirsi è un male, ma perché adesso, come cercherò di dimostrare, la retribuzione costituzionale scritta nella nostra Costituzione opera all'interno di un sistema di valori. La lezione, la chiacchierata che io farò, infatti, per spiegare la retribuzione, è legata ai due principi fondamentali che la nostra Costituzione afferma, che sono quelli del lavoro e della dignità. Lavoro e dignità in Costituzione, questo è il titolo della lezione a cui mi accingo a svolgere. In realtà io vi voglio raccontare la storia di una rimozione, la storia di un ribaltamento, perché se è vero, e mi accingo a leggervi alcuni articoli della nostra Costituzione, se è vero che il presupposto, l'idea, i valori intorno al quale ruota la nostra Costituzione, il nostro vivere civile, secondo la Costituzione, sono lavoro e dignità, cioè l'idea che sia il lavoro e la dignità a dover governare le politiche economiche, e la dignità a dover regolare i rapporti tra le persone, tra il me e il te, dovremmo constatare che in realtà oggi si è prodotto un rovesciamento in cui c'è non la persona, il lavoro, la sua dignità, ma l'economia, anzi non l'economia in quanto tale, che non è un male in sé, ma una certa economia, quella economia disumana sostanzialmente, che in qualche modo riesce a prescindere dal lavoro e dignità, riesce a prescindere dall'uomo. Eh sì, perché oggi, tra un attimo lo spiegherò meglio, in qualche modo ciò che regola i rapporti tra le persone è una dittatura, la dittatura dei prezzi, la dittatura del mercato, la dittatura del PIL, la dittatura dello sviluppo possibile, sempre più possibile. È la ricchezza individuale quella che prevale. Walter Benjamin, che è un grande intellettuale del Novecento, sosteneva a proposito non di questa evoluzione, perché lo scriveva nel lontano 1921, quindi quando questa evoluzione non c'era ancora, diceva che il capitalismo, il sistema esistente, è la celebrazione di un culto, di una religione, sans rêve e sans merci, senza sogni e senza pentimenti e senza pietà. Affermava Walter Benjamin, e io credo che oggi sia tanto vero, che si era passati da un sistema di politiche economiche, di sviluppo della persona, a una teologia, a un credo, a una teologia economica, sans rêve e sans merci, senza lavoro, senza sogni e senza pietà, ma io direi anche senza lavoro e senza dignità. Questa è la tesi. Per dimostrare facilmente la tesi e quindi riaffermare la necessità di riporre al centro il lavoro e la dignità e quindi una retribuzione degna, voglio semplicemente limitarmi a ricordarvi quello che scrive la nostra Costituzione. Dovremmo saperlo tutti, ma ci sono molti ragazzi giovani che forse, ahimè, ancora non hanno letto la Costituzione. E allora ricordiamo quello che tutti dovremmo sapere, che non è un'affermazione di principio. La nostra Costituzione si apre al suo articolo 1 con un'affermazione assai impegnativa: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Che non vuol dire fondata sui lavoratori, non vuol dire che chi non lavora non fa parte dell'Italia, non è cittadino italiano. Guardate, in Assemblea Costituente ci fu una raffinata discussione sul punto. Palmiro Togliatti, che voi sapete era il segretario del Partito Comunista,
era il segretario del Partito del Lavoro, anzi della classe operaia, propose un'altra formulazione. Propose la seguente formulazione: che l'Italia è una repubblica democratica dei lavoratori, cioè di classe. Nel compromesso che fu definito in Assemblea Costituente, grazie a un democristiano, Aldo Moro, Fanfani, un altro democristiano, si sostenne che non poteva essere soltanto la classe operaia, ma che in qualche modo dovessero essere privilegiati i lavori al plurale, e quindi una repubblica democratica fondata sul lavoro. È per questo che l'articolo che fonda la Repubblica, che fonda sul lavoro la Repubblica, deve essere collegata a quell'articolo 36 che abbiamo già letto e che voglio ricordare ancora, in cui si afferma, leggiamolo, Stefano Rodotà, un grande giurista, diceva che questo articolo 36 è quello il più bello dell'intera Costituzione, perché in qualche modo dava senso alla dignità della persona. Dice così l'articolo 36: il lavoratore, chiunque lavori o aspiri a lavorare, e poi torneremo su questo aspirare a lavorare, ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. È la libertà che fonda la dignità e viceversa. In qualche modo chi lavora e anche chi non trova lavoro, tornerò ancora su questo punto, ripeto, in qualche modo ha la sua centralità in quanto non è più concepibile, come dire, la persona indegna, il lavoro indegno. Questo è tanto vero, a proposito del ribaltamento cui accennavo, l'economia che fagocita la persona e che la domina in qualche modo, che l'articolo la dignità della persona è ripetuto in 3 articoli della nostra Costituzione. E è significativo che dopo il 36 che vi ho letto viene ripetuto in quell'articolo che è l'articolo, come dire, che riguarda la nostra economia. L'economia subalterna alla dignità della persona. È l'articolo 41 della nostra Costituzione che fa un'affermazione impegnativa. Sì, stiamo in uno Stato che valorizza l'impresa. Senza impresa non c'è sviluppo. Non c'è da negare questa affermazione, è indubbio che questo sia. È indubbio che in qualche modo bisogna favorire la impresa. L'iniziativa economica privata è libera. Ed è un valore costituzionale l'iniziativa economica privata. Perché no? Certamente sì. Però ha un limite. Il limite è il seguente, leggo la Costituzione. L'iniziativa economica privata, che pure è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, in modo di ricreare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, e poi oggi si è aggiunta anche all'ambiente. C'è un limite oltre il quale, come dire, il mercato non può andare, è la dignità della persona che deve essere rispettata. E se questo non bastasse, qualcuno afferma che l'articolo che vi sto per leggere è il più fondamentale degli articoli fondamentali, è il perno intorno a cui ruota il nostro vivere civile. D'altra parte, se è vero che esistiamo in uno Stato libero, la libertà si fonda sul principio di eguaglianza, è vero o no? Ecco, l'articolo 3, come tutti dovremmo sapere, è quell'articolo che in qualche modo stabilisce che tutti siamo uguali, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. È il fondamento della nostra libertà. E io dico sempre ai miei studenti: guardate che la Costituzione voi pensate di saperla, ma rileggetela, perché ogni volta che la leggete scoprirete qualcosa di nuovo, perché la Costituzione è fatta da pietre miliari e ogni parola è una pietra miliare. E infatti l'articolo 3, il principio dell'uguaglianza, per essere fondato, si fonda, guarda caso, sulla dignità. Che tipo di dignità? La dignità sociale. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e dunque, aggiungo io, e per questo aggiungo io, sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. È un limite assoluto, è un traguardo necessario. Qualcuno di voi che ha letto la Costituzione sa perfettamente che la nostra Costituzione innova fortissimamente dalle Costituzioni dell'Ottocento, per esempio. Perché afferma che non solo bisogna essere uguali, ma bisogna
in qualche modo porre tutti sullo stesso piano. E questo sconta, perché la nostra Costituzione è realistica, sconta la realtà dei fatti. E la realtà qual è? Che non è vero che siamo tutti uguali. Nell'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, quando si scrisse la Costituzione degli Stati Uniti, ai nostri confini, in Francia, quando si fece una rivoluzione, quella francese, per scrivere una Costituzione, si disse una cosa importante, ma non sufficiente, che tutti gli uomini, sì, le donne lì non erano comprese, ma si intendevano le persone, tutti gli uomini nascono uguali nei diritti. Però è una concezione giusnaturalistica, in qualche modo un poco astratta, che nel corso da fine Settecento alla metà del Novecento ci si è resi conto fosse in qualche modo un poco infingarda, perché non bastava nascere tutti uguali, perché poi appena nati si è diversi, perché chi nasce ricco e chi nasce povero, chi nasce bianco e chi nasce nero, chi nasce uomo e chi nasce donne, chi nasce e sviluppa opinioni politiche di un senso e chi nasce e poi sviluppa opinioni politiche in un altro senso. Questa è la ragione per la quale la nostra Costituzione, le Costituzioni del secondo dopoguerra, le nostre vigenti Costituzioni, tanto attuali quanto dimenticate, affermano un obbligo. Un obbligo per la Repubblica. Io adesso non posso farvi una lezione di diritto costituzionale, ma vi dico questo: la nostra Costituzione ogni tanto dà degli obblighi alle istituzioni, al Parlamento, al Presidente, al Governo, alla magistratura e quant'altro, alle nostre istituzioni. Ogni tanto questi obblighi li dà ai cittadini. Ogni tanto però l'obbligo lo dà alla Repubblica, cioè a dire a tutti quanti insieme. È un obbligo delle nostre istituzioni, delle leggi che vengono fatte e che devono rispettare l'obbligo che vi sto enunciando, ma anche di tutti noi, nei nostri rapporti personali, in cui non dobbiamo dimenticare la dignità dell'altro. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Ecco qual è la libertà e l'eguaglianza. Non esiste la libertà naturale. Thomas Hobbes, il grande filosofo del Seicento, il padre dello Stato totalitario, tra l'altro, diceva qualche cosa di assolutamente vero. Diceva che la libertà assoluta esiste soltanto in uno Stato, nello Stato di natura. E la libertà assoluta vuol dire il diritto mio di uccidere te, homo hominis lupus. Ecco, questa non è la libertà democratica, evidentemente. La libertà democratica è una libertà condizionata, è una libertà rispettosa dell'altro. E visto che non siamo tutti uguali, nasciamo tutti uomini e donne uguali nelle forme, ma poi viviamo in situazioni diverse, ecco che allora che il nostro compito della Repubblica, delle istituzioni, ma anche di ciascuno di noi, è quello del rispetto, del rispetto dell'altro. Guardate, l'articolo 3, secondo comma, è molto significativa, perché parla delle persone, della persona umana, dei lavoratori, dei cittadini, di tutti. La nostra Corte Costituzionale poi ha detto, nel 1948, noi avevamo un problema che è diverso da quello che ci tormenta ai giorni nostri, non avevamo un problema di immigrazione, avevamo un problema di emigrazione, gli italiani che andavano all'estero. E allora poi quando la storia è cambiata e l'Italia è diventato un paese di immigrazione, anche di emigrazione in realtà, i cervelli all'estero, i ragazzi che fuggono e vanno all'estero, quindi in qualche modo non possiamo dire di essere diventato un paese soltanto di immigrazione, ma di migrazioni, di tante e diverse migrazioni. Bene, la nostra Corte Costituzionale ha affermato a chiarissime lettere, le prime sentenze sono degli anni 60, quindi pensate di quanto tempo fa, che i diritti fondamentali, il principio di eguaglianza, vale per tutte le persone, anche per i cittadini, anche per chi cittadino non è, o non lo è ancora. Io vorrei dire una cosa: qualcuno sostiene e afferma che tutto questo è passato. Tutto questo è passato perché la Costituzione è la Costituzione del Novecento, il Novecento è il secolo del lavoro, e questo, il nuovo millennio, da qualche tempo a questa parte, alla chiusura del cosiddetto secolo breve, non c'è più il secolo del lavoro, non è più, le imprese hanno perso centralità, il lavoro ha perso centralità, viviamo in epoca
post-fordista, post-industriale, è finita la civiltà del lavoro. Io voglio farmene soltanto un paio di osservazioni sul punto, non potendo discutere sulla nostra età, se è vero che la nostra è un'epoca post-industriale o meno. Certo che io venendo qui da Mestre, venendo in macchina qui, ho visto piene di imprese che producono la ricchezza del paese. Ma in ogni caso non c'è dubbio che il lavoro è cambiato, questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio che il lavoro a cui si pensava quando fu scritta la nostra Costituzione è rivoluzionato, è cambiato. Non c'è dubbio, vi leggerò anzi prima dell'articolo che stavo per leggervi un altro articolo, un altro principio fondamentale che è l'articolo 4, che è l'articolo dedicato al diritto del lavoro. Bene, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Questo è l'articolo 4 della nostra Costituzione, che aveva un orizzonte, quello della piena occupazione, immaginando allora, oggi non più, che si potesse pensare ad un piano del lavoro che ricomprendesse la piena occupazione, giusto appunto. E quindi il lavoro era il lavoro degno di tutti, o come dire, lo sviluppo delle carriere, oggi si direbbe, di tutti, in una situazione di presupposto che in qualche modo il boom economico era tale per cui si poteva puntare alla piena occupazione. Oggi così non è più, non tanto perché abbiamo quale che sia il governo, ovviamente un governo che non è in grado di fare politiche economiche di piena occupazione, perché è un dato strutturale su cui si potrebbero fare riflessioni infinite. Io però mi limito ad una considerazione, e allora qualcuno sostiene che la nostra Costituzione non è più attuale perché non prevede il lavoro precario, la precarietà del lavoro, che oggi in qualche modo, se non dominano, certamente sono gran parte del lavoro, soprattutto per le giovani generazioni. Però io direi a questi critici, a chi svolge queste osservazioni, di leggersi la Costituzione ancora una volta, perché la nostra Costituzione è piena dell'idea del lavoro inteso come dignità della persona. Gli articoli che riguardano il lavoro, che sono dagli articoli 35 e seguenti, si aprono con questa disposizione costituzionale. Sentiamola, perché le parole sono pietre. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in tutte le sue forme, quindi anche nelle forme precarie, quindi anche nelle forme intermittenti, quindi anche in tutte quelle forme che si svilupperanno, ma in particolare dalla fine del secolo scorso, dall'inizio degli anni 90, ci sono alcune leggi molto importanti che, ahimè, chi è a favore di queste norme dice c'è una flessibilizzazione del lavoro. Sì, flessibilizzazione, non c'è dubbio, però c'è anche una fortissima precarizzazione del lavoro che in qualche modo può compromettere non solo, certo, anche la stabilità del lavoro, ma la dignità della persona. Io vorrei dire qualche cosa a proposito, e qualcun altro sostiene la seguente tesi, che è colpa di chi non lavora la sua indegnità. Tra un attimo tornerò su una questione molto discussa, voi sapete, il reddito di cittadinanza. E qualcuno sostiene, al di là del tipo di reddito di cittadinanza, sostiene che in realtà non bisogna dare il reddito di cittadinanza perché lo si dà a degli sfaticati, che non bisogna pagare persone che stanno sul divano. C'è un problema di doveri dei cittadini che lavorano e no. Però io voglio tornare indietro e ritornare a quell'articolo 4 che fonda il diritto del lavoro. Qualcuno anche sostiene che la nostra Costituzione è insopportabile, che qualcuno sostiene che è insopportabile, perché in qualche modo è un elenco di diritti e invece è venuta ora l'età dei doveri. Perché il diritto al lavoro? Il dovere di l'età dei diritti
e i doveri. Anche qui a questi critici io direi di leggere la Costituzione. Intanto facendo il gambero, dico questo, dopo gli articoli fondamentali, la parte sui diritti fondamentali della nostra Costituzione, sapete qual è il titolo della parte prima della nostra Costituzione? Non i diritti dei cittadini, diritti e doveri dei cittadini. Quello che la nostra Costituzione fa, e provate a leggerla tutta la Costituzione e a vedere se non è vero quello che vi sto dicendo, che la nostra Costituzione ogni volta che declina un diritto inviolabile, indisponibile, cui la Repubblica deve farsi carico, individua anche il reciproco dovere, perché non esiste un diritto senza un dovere magari di qualcun altro di rispettarlo. Così come la libertà esiste soltanto nello stato di natura e la libertà è la libertà di uccidere l'altro, la libertà assoluta, la libertà democratica è una libertà che in qualche modo prevede il rispetto dell'altro e quindi anche il dovere dell'altro di rispettare la libertà altrui. Sapete cosa dice l'articolo 4? Che io vi ho letto il primo comma, adesso vi leggo il secondo comma, che stabilisce il sacro dovere di riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro, poi impone un dovere a tutti i cittadini. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Questo è il dovere di tutti e quindi certamente anche dei lavoratori. Cioè in qualche modo, e guardate, lo dice la nostra Costituzione, è della nascita della civiltà che questa affermazione si fa, a volte in modo addirittura eccessivo. Ricordate Socrate? Ricordate perché Socrate beve la cicuta? Pur avendo ragione, essendo stato condannato a morte ingiustamente. Perché Socrate diceva: io ho un dovere di rispettare le leggi della mia società. Io ho un difetto, io nel processo a Socrate non sono riuscita a convincere, io che teorizzo la maieutica, cioè la rivelazione della verità che hai in te stesso, io non sono riuscito in qualche modo a convincere i miei giudici delle mie ragioni. E quindi ho il dovere nei confronti della società di rispettare le leggi. Socrate era eccessivo. Socrate era eccessivo, infatti qualcuno dice che se l'è andata pure a cercare la cicuta. Quel che voglio dire è che certamente la nostra Costituzione impone dei diritti, ma impone anche dei doveri di concorrere secondo le proprie possibilità e la propria scelta a un'attività o una funzione. Un'attività o una funzione. Chi non lavora ha un obbligo di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. Questo è il dovere dei cittadini. Qualcuno dirà: che vuoi fare? La disoccupazione è un dato strutturale, ve l'ho detto io poc'anzi, e quindi chi non lavora, chi non può lavorare, se non si trova il lavoro, questo compito, riconoscimento del diritto al lavoro della Repubblica è flatus vocis, vale per quel che vale, anzi non vale nulla. Leggiamo la Costituzione. Pur in tempi di auspicio di piena occupazione, la Costituzione prevedeva la disoccupazione. L'auspicio era la piena occupazione, ma perché negli anni 50, subito dopo l'entrata della nostra Costituzione, entra in vigore, come dovremmo sapere tutti, nel 1 gennaio del 48, negli anni 50, e che negli anni 50 non esisteva la disoccupazione, e che abbiamo avuto certo periodi in cui l'occupazione era migliore rispetto all'attuale, o l'occupazione stabile era migliore rispetto all'attuale. Oggi la frammentazione della precarietà e del lavoro è una cosa nota, ma certamente c'è sempre stato un livello di disoccupazione che oggi si è accentuato. E la Costituzione cosa dice a proposito di questo? Scusate se ve la leggo tutta, eppure sono soltanto le 2 parole finali quelle che ci interessano, per farvi capire il contesto. I lavoratori, articolo 38 secondo comma, per chi volesse controllare giustamente. I lavoratori, chi lavora, hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio, di malattia
di invalidità, di vecchiaia, le pensioni, e di disoccupazione involontaria. Traduco, in caso di disoccupazione involontaria, cioè di disoccupazione strutturale, il lavoratore, che lavoratore non è, perché non può esserlo, ha diritto a che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita. Esistono ius existentiae, cioè esiste un obbligo da parte dello Stato di dare una retribuzione dignitosa a tutti, imponendo ad esso degli obblighi. Io vorrei fare, quanto tempo ho? Sì. Vorrei fare adesso un inciso per farvi capire, uno, com'è che siamo arrivati sin qui, cioè tutto quello che vi ho detto è poco percepito in tempi di disoccupazione strutturale, in tempi di, come sapete, assenza di un reddito minimo di retribuzione, quindi impossibilità di accertare anche per chi lavora l'esistenza dignitosa, di assicurare anche a chi lavora l'esistenza dignitosa. E poi, ma su questo vorrei dedicare qualche minuto in più, a chi il lavoro non ha, e quindi le soluzioni che in tutta Europa hanno e che in Italia si vogliono negare, sui redditi, su quello che io amo chiamare ius existentiae, il diritto ad esistere e ad avere una retribuzione, che tra un attimo specificherò meglio. Normalmente si traduce questo ius existentiae con reddito di cittadinanza, ma io non vorrei entrare nel merito del reddito di cittadinanza, ma mi vorrei soffermare sul principio, perché non voglio dire che l'attuale passata ormai legislatura normativa sul reddito di cittadinanza fosse la migliore delle leggi possibili, forse non lo era, doveva essere migliorata, chiaramente non può essere cancellata. Però prima di arrivare a questo punto vorrei cercare di spiegare e raccontarvi rapidamente come si è arrivata a quella teologia economica sans rêve et sans merci, senza sogni e senza pietà. Voglio farvi due esempi, avrei tanti esempi, ma voglio darvi due esempi per dimostrare l'abbandono del senso di realtà, l'abbandono del senso di realtà di chi in qualche modo è accecato da un sole accecante, giusto appunto, che è quello del mercato, del pareggio di bilancio, di quello che viene chiamato neoliberismo. Voi dovete sapere, e sicuramente lo saprete, se lo trovo vi dico anche non lo trovo, voi dovete sapere che in Italia qualche tempo fa si è fatta una riforma costituzionale, se ne sono fatte tante di riforme costituzionali, ma io faccio riferimento a quella nota riforma costituzionale che ha modificato altri articoli della nostra Costituzione, 81, 97 e 119, che va sotto il nome di pareggio di bilancio. Attenzione, noi avevamo fin dal 48 un articolo di pareggio di bilancio, anche se non si usavano questi termini, che era il vecchio articolo 81. L'articolo 81, il vecchio articolo 81, fu sollecitato in Assemblea Costituente da Luigi Einaudi. Luigi Einaudi era il più intelligente liberale dell'Assemblea Costituente, quindi una persona che certamente era, come dire, strettamente orientata, convinta che il pareggio di bilancio fosse un valore. Non un keynesiano. Allora, oggi le cose sono un po' cambiate, ma allora la dinamica era esattamente questa. Non i neoliberisti, i neototalitari, ma i liberisti classici, che hanno legittimazione nella nostra Costituzione, che sono parte della nostra Costituzione, che l'hanno scritta, Einaudi per esempio, affermavano questo, che certamente non bisognasse fare eccessivo deficit, sostanzialmente, perché nessuno pensa che il deficit sia qualcosa di positivo, anche sul piano della stabilità economica. Però Einaudi e il vecchio articolo 81 affermavano che la responsabilità sulle politiche economiche spettasse al Parlamento, alle maggioranze parlamentari.
Per cui qui semplifico, banalizzo e me ne scuso. Nel momento in cui c'è un governo, chiamiamolo keynesiano, forse di sinistra, diciamo così, più propensa alla spesa sociale, beh, si assume la responsabilità di prevedere le coperture finanziarie, questo diceva il vecchio articolo 81, facendo deficit, ma prevedere le coperture finanziarie. Quando arriva invece un governo più liberista, più smithiano, Smith era, Adam Smith è il padre del liberalismo economico, come sapete, ebbene faceva politiche economiche più restrittive e pareggio il bilancio. La responsabilità è del Parlamento, cioè della Repubblica, cioè di quell'istituzione rappresentativa che in qualche modo rappresenta tutti noi. È legata la politica, la dignità che in qualche modo governa le politiche economiche. Poi, per una serie complessa di ragioni, qualcuno sostiene perché ce l'ha chiesto l'Europa, in realtà non è vero, c'è una norma europea, il cosiddetto Fiscal Compact, che sollecitava, questo è vero, i Paesi membri dell'Europa a introdurre principi di equilibrio dei conti, cito dal Fiscal Compact, tramite disposizioni vincolanti di natura permanente, non in Costituzione. Questa la dimostrazione è data dal fatto che molti paesi lo avevano, la Germania, molti hanno, alcuni non molti, alcuni altri l'hanno introdotto, l'Italia, altri non hanno introdotto nessuna norma che in qualche modo obbligasse al pareggio di bilancio. Ma non è questo il punto. Ammesso e concesso che si volessero cambiare in Costituzione le regole della politica economica, dico io con una semplificazione, e anche qui me ne scuserete, ma per sintesi e semplicità mi permetto di dirlo, come dire, escludendo la possibilità di fare politiche keynesiane, neo-keynesiane sostanzialmente, e obbligando a fare politiche soltanto liberiste o neoliberiste, che dir si voglia, ammesso che questo sia legittimo, e forse non lo è, perché la nostra Costituzione è una Costituzione di compromesso in cui non esclude le politiche economiche di segno politico diverso, ammesso che così sia, bisognava esserne perlomeno convinti. Io dico che è stata una illusione, e ve lo dimostro che è stata un'illusione, è stata una inconsapevolezza, è stato un colpo di testa sostanzialmente, di irriflessività del nostro sistema politico. Grave. Articolo 81, una legge costituzionale, 3 modifiche di articoli costituzionali, qualcuno di voi saprà che per modificare la Costituzione, la nostra Costituzione impone di rifletterci bene, ma cosa che non abbiamo fatto, di assumere 4 decisioni, 2 rami del Parlamento, 2 ciascuna, a distanza di 3 mesi, con una maggioranza qualificata. Maggioranza assoluta, maggioranza 2/3. Sapete con quale maggioranza è stato approvato l'equilibrio, il pareggio di bilancio, la modifica dei 3 articoli che vi dicevo? All'unanimità. Non c'è stato 11 astensioni nell'ultima votazione al Senato. Non c'è stato qui veramente né destra né sinistra. Non c'è stato nessun raggruppamento politico, neppure 11 astensioni, li ha astenuti poche persone con il mal di pancia, diciamo così. In qualche modo tutti convinti che fosse una norma giusta. Io voglio concedere tutto, e può darsi che tutto quello che vi ho detto, la critica che sto svolgendo al Fiscal Compact, alla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, vorrei non essere frainteso, non sto dicendo che il pareggio di bilancio ha un disvalore, sto dicendo che scriverlo, imporlo in Costituzione, questo è un errore. È un errore, è stato un errore. È stata approvata all'unanimità. Dopo pochi mesi è stata approvata una legge di attuazione, con grandissima maggioranza. Non vi dirò chi era il governo del tempo, anche perché sono cambiati i governi del tempo. Da quel momento non l'abbiamo mai applicata questa disposizione. Noi non abbiamo mai applicato questa disposizione. E siamo sempre andati in Europa a chiedere la deroga.
Abbiamo sempre fatto approvare, adesso non vi annoio, leggetevi l'articolo 81 che è incomprensibile, leggetevelo ma con attenzione, perché mentre la nostra Costituzione è chiarissima, Pietro Calamandrei, grande costituente, diceva che le Costituzioni devono poter essere lette a chiunque avesse superato la quinta elementare. E così è, se voi leggete il testo originario della nostra Costituzione, poi le modifiche che sono sopravvenute, e questo è un segno di difficoltà, sono state scritte in modo non così limpido e chiaro, e infatti l'articolo 81 è un articolo anche difficile a comprendersi. Appunto uno studente che ha superato la quinta elementare non credo che riesca a capire esattamente quello che è scritto nell'articolo 81, nel nuovo articolo 81. Ebbene, l'articolo 81 prevede la possibilità di deroga, eccezione, una volta nella vita, 2 volte nella vita, ogni anno operiamo in deroga. Questo cosa vuol dire se non, permettetemi di usare un'espressione, ignoranza costituzionale, insipienza costituzionale, incapacità di prevedere quello che era. Forse era opportuno stabilire regole fiscali anche più rigorose, ma non ipocrite. Fatemi fare un ultimo esempio di attualità. A qualcuno non piacerà, ma io, che voglio guardare al futuro, lo farò ugualmente. Voi sapete che i 2 temi di oggi, dell'attuale legislatura, ma non soltanto dell'attuale legislatura, più discussi sono le riforme istituzionali e costituzionali. Una riguarda la modifica della nostra forma di governo, da parlamentare qual è a presidenziale, e l'altra è la assai dibattuta questione della cosiddetta autonomia differenziata, cioè a dire diamo più competenze alle regioni. Le regioni a statuto speciale, parlo qua, voi sapete che hanno già un'autonomia maggiore rispetto a quelle delle altre autonomie. Quindi non è un punto, nessuno vuole mettere in discussione, come dire, l'autonomia regionale o anche la differenziazione dell'autonomia regionale. Forse voi sapete, vivendo in questa regione, quali sono state le regioni per cui in assemblea costituente si individuarono alcune regioni, 5 regioni a statuto speciale, per ragioni specifiche del territorio, minoranze linguistiche, le isole. La nostra Costituzione, l'articolo 5, che ogni tanto si richiama come dire, ed è così, principio fondamentale sull'autonomia, stabilisce: la Repubblica riconosce e promuove l'autonomia locale, attua i servizi che dipendono dal più ampio decentramento. L'autonomia, il decentramento è un valore costituzionale. Abbiamo un titolo quinto, che è stato riscritto nel 2001, che ha creato, molti si sono pentiti di averlo riscritto perché ha creato diversi problemi, che in qualche modo favorisce l'autonomia e il decentramento delle funzioni. Ma cos'è il limite dell'autonomia? L'articolo 5 lo dice in modo chiaro e netto: l'unità e indivisibilità della Repubblica stessa. Se voi, io qui non ho il tempo per farlo, ma leggete la Costituzione e vedrete come emerge molto chiaramente questo principio. L'autonomia è anche l'autonomia, il decentramento di funzioni è uno strumento, non è un fine, è uno strumento per garantire la dignità della persona. I diritti fondamentali, il principio di uguaglianza, l'articolo 2, i diritti inviolabili dell'uomo. Oggi si parla tanto di LEP, livelli essenziali delle prestazioni, che riguardano i livelli essenziali, vuol dire il minimo sindacale, il minimo. La nostra Costituzione più ambiziosa vuole che vengano garantiti i diritti fondamentali delle persone a tutti in tutto il territorio nazionale, in Valle d'Aosta e a Lampedusa, passando per tutto il territorio nazionale. A questo serve l'autonomia. L'autonomia, le funzioni amministrative che sono attribuite alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni, allo Stato,
a tutti gli enti territoriali, devono essere svolte in base a 3 principi: sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. Non ho il tempo per dirvi tutti, vi parlo soltanto dell'ultimo che mi sembra il più evidente: adeguatezza. Ma che vuol dire? Ma una cosa evidente, che se io devo tutelare il diritto alla salute, perché il diritto alla salute è il diritto a vivere, quindi il diritto alla vita è il primo diritto fondamentale, e per questo nella nostra Costituzione si dice a proposito della salute che è il diritto fondamentale, perché è primo tra tutti i diritti, perché se non vivi e non hai salute non puoi esercitare neppure il diritto al lavoro, per esempio. Bene, è evidente che il diritto, se tu vuoi garantire il diritto alla salute, devi distinguere, adeguarti alla conformazione della Val d'Aosta come a Lampedusa. A Lampedusa un ospedale non c'è, né può esserci, probabilmente. E allora come si fa a garantire il diritto alla salute a Lampedusa? Beh, è evidente, o nelle isole più generali, nelle isole più piccole, anche forse nelle isole maggiori. Ma evidentemente tutelando il diritto alla salute, dico la prima cosa che mi viene in mente, una esemplificazione banale, per quanto possa la più banale che mi viene in mente, ma garantire trasporti, elicotteri che in qualche modo ti salvano la vita perché ti devono portare da Lampedusa a non so dove c'è un ospedale in terraferma. Cos'è che si stava affermando? Leggete le polemiche di questi tipi, le polemiche. Io, che sono un regionalista convinto, per la ragione che vi sto dicendo, perché penso che i diritti delle persone devono essere tutelati in tutti i territori, bene, dico che invece non ha senso la logica di appropriazione. Se vi potessi fare una lezione sull'autonomia differenziata, comincerei a dirvi quali sono le funzioni amministrative di cui si vogliono appropriare alcune regioni. C'è una regione, forse sapete quale, ma una regione a caso, che visto che la Costituzione prevede che possono essere trasferite alle regioni fino a 23 materie, e 23 materie, attenzione, le cito a caso perché perderemo tutto il tempo che mi rimane per farne soltanto l'elenco, neppure l'analisi, vanno dalla sanità all'istruzione, al lavoro, ai grandi trasporti, ai porti, alla distribuzione del gas. Quindi pensate a quale quantità di materie. Bene, devono essere tutte trasferite in questa regione. Che senso ha? Che senso ha? Ambiente. Se c'è abbiamo scritto in ambiente, abbiamo fatto una riforma costituzionale per costituzionale il diritto all'ambiente, ma se c'è un valore che è trasversale, che non è regionale, l'ambiente, ma non è neppure nazionale. Se vogliamo salvare la Terra dall'inquinamento atmosferico, ma dobbiamo fare la rivoluzione globale, dovremmo avere come viene da qualcuno giustamente sotto questi profili, auspicare a una Costituzione della Terra. Non basta la nostra Costituzione per tutelare l'ambiente e volete che la regione, io vengo dal Lazio e dico il Lazio per non dire altro, che la regione Lazio possa risolvere il problema, i problemi che vi ho citato, dell'ambiente, ma della distribuzione dei gas. Io penso che ci sia tutto questo è dettato, fatemi dire, da una logica appropriativa, non più costituzionale. La logica è: io, regione X, mi voglio appropriare delle competenze, magari perché ho più risorse di altre e dunque in qualche modo ho più possibilità di garantire i diritti ai miei corregionali. Però questo non è dignitoso. Fatemi dire, non è dignitoso, non perché io voglia, ci mancherebbe, attentare alla dignità e rispetto alla tutela al massimo livello possibile del Friuli Venezia Giulia. Però penso che il miglior benessere possibile del Friuli Venezia Giulia non possa andare a scapito del peggior benessere possibile della Calabria, che ha il PIL più esiguo in Italia. Vorrei allora soffermarmi su quel che è la situazione oggi a proposito del lavoro cambiato, visto che, come più volte vi ho detto, non è possibile immaginare quello che sarebbe forse l'ideale. Certo, l'ideale nel mondo degli dei,
nel mondo, nel paradiso terrestre, potremmo pensare ad un lavoro degno per tutti, di soddisfazione, e ciascuno secondo le proprie aspirazioni. Però non sempre è così, non lo è quasi mai, forse mai. E allora, in questa situazione, che si può fare? Io vi voglio qui citare quello che scrisse uno dei più grandi costituzionalisti italiani, tra l'altro persona moderata, Leopoldo Elia, del 1987, quindi in tempi sufficientemente lontani da prendere le distanze, da non dire che voleva fare polemica con nessuno che oggi opera in questo contesto. Leggeva così l'articolo 1 della nostra Costituzione, gli articoli sulla nostra Costituzione, il diritto al lavoro che inizialmente vi ho richiamato. Se i costituenti, cito parole di Leopoldo Elia, se i costituenti pensavano ai lavoratori dipendenti, com'è, alla classe lavoratrice, com'era, occorre oggi considerare i non occupati, gli altri gruppi sociali in stati di emarginazione. Se intendiamo rispettare le direttive della Costituzione, non possiamo rassegnarci alle diseguaglianze, ad una società in cui ampia parte delle persone vivono in gravi disagi. Non si può rinunciare allo Stato sociale, non si può rinunciare alla retribuzione degna di chiunque sia. Degna, fatemi fare anche questo inciso, voi sapete il maggiore filosofo della dignità ed Immanuel Kant. Immanuel Kant, a proposito della dignità, diceva la seguente frase su cui dovremmo tornare a meditare: tutto ciò che ha un prezzo non ha dignità, tutto ciò che ha dignità non ha un prezzo, per dire che la dignità è un valore assoluto di cui la Repubblica deve farsi carico, al di là e al di sopra dei sacrifici economici che pure ciò comporta. La solidarietà ha un costo, sì, la solidarietà ha un costo. Vorrei dire, a proposito di precarietà, dell'estensione delle tutele del lavoro ai lavoratori più genericamente intese come le persone emarginate. Quanto dice la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale è l'organo di garanzia costituzionale, è quella che in qualche modo dà voce alla Costituzione. La Costituzione è un testo scritto che però viene vissuto, deve essere vissuto nella legislazione e nei nostri rapporti civili. Bene, è la Corte Costituzionale, la voce della Costituzione, chi fa vivere la Costituzione, che scrive. Il diritto del lavoro non è limitato alle garanzie costituzionali relative al lavoratore. Non è inteso nella sola accezione classica di lavoratore subordinato. La tutela, dirà la Corte Costituzionale, è estesa, deve essere estesa a tutte le altre figure. E adesso non vi farò l'elenco molto complesso, molto diffuso, molto numeroso di sentenze della Corte Costituzionale che estendono il diritto prescritto nella Costituzione, nei tanti articoli della nostra Costituzione, ai lavoratori, agli artigiani, ai soci delle cooperative, ai lavoratori autonomi. Io forse in questo festival, nelle prossime giornate, sicuramente vi verrà detto che attraverso la maschera del lavoro autonomo passa il lavoro precario. Di questo lascio che ve ne parleranno altri, perché così è. Io mi limito ora a dire questo, che la nostra Corte Costituzionale negli anni 80, quindi in tempi molto risalenti, quando è iniziato, in realtà vi verrà raccontato in altre puntate, le questioni legate in altre puntate, in altre occasioni di questo festival, lo sviluppo, io dico anche il decadimento del diritto del lavoro, che inizia negli anni '80, e proprio all'inizio di questa fase di crisi del diritto del lavoro la Corte Costituzionale chiarisce che è la situazione di debolezza del contraente,
tra i due soggetti, è il soggetto debole che appare l'elemento decisivo per poter tutelare. Tu devi tutelare il contraente, il soggetto debole, chi esso sia, in qualunque rapporto esso si ponga, perché in qualche modo la nostra Costituzione sia è di parte nel senso che in qualche modo deve garantire a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa a chi non è libero o chi ha difficoltà a svolgere una vita, ad avere una vita dignitosa. Io vorrei a questo punto concludere rapidamente facendo una riflessione sullo ius existentia. Guardate, vorrei rispondere anche a un'obiezione, a quella che mi sembra l'obiezione, ingenuamente parlando, che ha un suo fondamento, se fosse vera, avrebbe un suo fondamento, anzi in assoluto ha un suo fondamento. Quello che in America viene detto il paradosso del surfista di Malibu. In America, così come in Italia, si è più volgari, chissà perché il nostro costume è un po' più volgare, e si traduce questa nobile espressione del paradosso del surfista di Malibu nel non voglio pagare chi sta seduto sul divano a vedere la televisione, come se nelle America si dice non si può dare un reddito di cittadinanza a chi per lavoro fa il surfista a Malibu è questo posto dove si fa il surf, giusto appunto. Guardate, ci sono versioni anche sofisticate, ci sono anche versioni. L'Europa ci costringe ad avere misure di reddito, noi siamo l'unico paese con la Grecia che eravamo inadempienti, adesso la normativa è in via di cambiamento, il reddito di cittadinanza, che fatemi dire, non ho il tempo per entrare nel merito, forse, anzi sicuramente doveva essere rivisto perché aveva tanti limiti e difetti, ma il principio è indiscutibile. Vorrei prendere sul serio le obiezioni dei sindacalisti, diciamo così, cioè di chi ritiene che dare reddito a chi non lavora possa rompere il fronte del lavoro, indebolire le tutele dei diritti esistenti, sviluppare la fuga dal lavoro, incrementare il lavoro nero, perché, e questo, cioè qualche malcostume c'è stato. Prendo il reddito di cittadinanza, faccio lavoro nero e frodo il fisco. Certo, questa è una truffa che deve essere repressa, certo. Anzi, qualcuno più sofisticato dice che attraverso l'erogazione di un reddito a chi non lavora si abbandona ogni prospettiva di emancipazione sociale. Questa è una critica che nel Novecento, il secolo del lavoro, ha avuto molto senso, perché non voglio citare la lotta di classe del Novecento, ma il conflitto tra lavoro e capitale è stato un tratto del Novecento. E in qualche modo è vero che attraverso il lavoro fordista, in fabbrica, diciamo così, la classe operaia aveva aspirazioni di liberazione, quella era la via attraverso il quale si pensava di trovare la liberazione dal lavoro. Il Novecento è finito. E allora le strategie lavoriste rischiano di far venire meno la solidarietà. La sfida è allora conservare il legame tra reddito e cittadinanza, tra lavoro flessibile, precario, instabile, delocalizzato, immateriale, la disoccupazione strutturale ormai, con in qualche modo la possibilità di far svolgere una figura degna e un lavoro degno a chiunque, un reddito degno a chiunque. Qual è l'obbligo a chi percepisce un reddito? Ma noi l'abbiamo letto nella nostra Costituzione, nell'articolo 4 della nostra Costituzione. Il diritto al lavoro. Quando vi ho detto
che il diritto al lavoro è sacro, ma ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità, le proprie scelte, un'attività o funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società. Io credo che, e qui forse implicitamente, non ho tempo per spiegarlo, è anche una critica al reddito di cittadinanza così come è stato concepito nella passata legislatura. Perché molto spesso chi è a favore del reddito di cittadinanza lo intende come un sussidio in termini caritatevoli. La carità è un'ottima cosa, però in qualche modo lo Stato non può nemmeno percepire il reddito di cittadinanza come un sussidio di abbandono. Voi sapete chi è tra i teorici, e dovrebbero leggerli i conservatori di oggi, i nemici del reddito di cittadinanza in assoluto? Voi sapete chi è il maggiore, uno dei maggiori, dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, fautori del reddito di cittadinanza? Von Hayek, per qualcuno di voi avrà sentito questo nome, è il padre del neoliberismo. La regola aurea del mercato, tutto viene demendato alla regola aurea del mercato, però siccome poi, ahimè, i poveri protestano, e se proprio uno muore di fame magari si rischia l'assalto ai forni, bene, è un grande teorico neoliberista, un economista di cui io non sottoscriverei nulla, neppure il suo fautore, la sua simpatia per il reddito di cittadinanza, dice va bene, ai poveracci diamo un reddito così non rompono le scatole. Era un autore sofisticato e certamente non usava le espressioni che io adesso ho utilizzato, però credo che la grande riflessione che dovremmo fare sul reddito di cittadinanza come ius existentia, il diritto ad esistere dignitosamente per chiunque, anche per chi non trova lavoro perché l'economia non lo permette più, è di non concepire questo come un sussidio di abbandono, ma ad un reddito legato alle attività sociali. Vi dirò, e qui concludo perché credo di aver esaurito tutto il mio tempo, vi dirò quel che è in molti studi la prospettiva che in Italia non è seguita e che dovrebbe essere seguita. Oggi si vuole cancellare il reddito, quindi proprio non si pensa. Ieri, dove si è voluto affermare il reddito, poco si è pensata al reddito come reddito di partecipazione attiva, al reddito come reddito sociale, sganciato dalla prestazione lavorativa, evidentemente necessariamente sganciato dalla prestazione lavorativa per la semplice ragione che non c'è, ma allegato, e qui uso un'espressione ambigua che devo spiegare, ma allegato a questioni di condizionalità. La condizionalità è un termine abusato, usato in modo distorto, perché nella passata e nell'attuale normativa cambiata sul cosiddetto reddito cittadinanza, che non si chiama più così, ma non è un problema di nome, si dice la seguente cosa a proposito di elemosina ai poveri che mi danno un po' fastidio, ma che in ogni caso, se mai si dovesse trovare un lavoro indegno, se questo lavoro anche fosse indegno, ebbene la condizionalità è tale per la quale tu devi in ogni caso perdi il reddito di cittadinanza se non accetti il lavoro indegno. Questo è un modo, devo dire, un poco ipocrita per evitare sborso del reddito. Attenzione, la questione è ben complessa, immagino che in questi giorni ne discuterete con i dovuti approfondimenti. Io farò esempi anche qui molto estremi, che stanno agli estremi per capire quello che è la regola. È evidente che se io ho un reddito, trovo un lavoro al di là della penisola senza abitazione, in condizioni per me impossibili, devo rinunciare al reddito di cittadinanza e al lavoro conseguente. Insomma, in qualche modo le condizionalità, questo voglio dire, non possono, non devono neppure essere soltanto esclusivamente strettamente economico, meglio di ricatto del lavoro.
Attenzione, il discorso, mi rendo conto, è complesso, dovrebbe essere approfondito, le condizionalità anche sul piano del lavoro sono importanti. Però il reddito sociale in qualche modo fa intendere che ciò che deve essere retribuito sono i lavori socialmente utili. Il lavoro familiare, il lavoro domestico, il lavoro di assistenza ai figli o ai genitori anziani, il lavoro culturale, il lavoro immateriale, in qualche modo sono lavori che in una società immateriale, in cui aumentano gli anziani, in cui aumentano i doveri di assistenza, non possono essere in qualche modo posti al centro dello ius existentiae. Voglio dirla così per concludere. Si possono scegliere anche forme diverse dal reddito? Tutta la discussione, come voi avete visto, avete seguito, avrete letto, comprende, come dire, la somma di denaro che deve essere corrisposta a chi non ha reddito. Ed è certo, se non hai soldi non vivi. Se non hai il reddito di cittadinanza è abbastanza, appunto, un reddito di sussistenza, non certo di dignità. 750 euro non si vive bene. Però, visto che la Repubblica ha questo dovere anche di eguaglianza sostanziale, insomma non voglio riprendere tutti gli articoli della nostra Costituzione che vi ho richiamato, io penso che si dovrebbe, è scritto e poi è stato subito ritirato, non a caso, distinguere diverse forme di redditività, somma di denaro e servizi ai cittadini, reddito di denaro e reddito in qualche modo relativo all'affidamento alle strutture utilizzate ai cittadini per i beni comuni. La regione Lazio, io vengo dal Lazio, ma ecco in questo però, ecco, una legge della regione Lazio, una legge della regione Campania avevano abortito, cioè accennato, ma poi non si è andata avanti, ad una interpretazione di questo tipo. Il Parlamento europeo, in una risoluzione, chi volesse andarla a leggere, 16 ottobre 2010, 13 anni fa, ci chiede esattamente questo, di garantire un diritto di sussistenza, ma poi in qualche modo di favorire l'associazionismo, la gestione dei beni comuni. In qualche modo, se le persone, i lavoratori che non possono lavorare e non trovano lavoro, le persone, i giovani, che hanno difficoltà a trovare lavoro e fin tanto che non trovano altri lavori, devono in qualche modo concorrere al progresso materiale e spirituale della società, bene, in qualche modo dovremmo noi garantire lo sviluppo della persona. C'è stato il contratto di lavoro, se non ricordo male l'anno, del 1976, pensate quanti anni fa, che in un periodo in cui si pensava alla partecipazione sindacati del lavoro novecentesco, del lavoro non precario, del lavoro strutturato, quello che c'è meno oggi in Italia. Ci fu Bruno Trentin, che era un grande sindacalista, che scrisse un libro Da sfruttati a produttori, cioè pensando che i lavoratori dovessero farsi classe dirigente sostanzialmente, ma comprendendo, Bruno Trentin e il sindacato del tempo, che in qualche modo per farsi classe dirigente dovevi farti carico del paese e dovevi farti tu, lavoratori, chiunque, cittadino, classe dirigente, e per farsi classe dirigente dovevi studiare, capire. E in quel contratto si chiese un aumento sindacale limitato, diciamo così, ma soprattutto le 150 ore. Cioè che ci fossero 150 ore retribuite per tutti i lavoratori perché questi potessero iscriversi a corsi universitari per in qualche modo diventare cittadini che potessero partecipare allo sviluppo della nostra società. Ecco, io credo
che la retribuzione debba essere anche intesa in questi termini e che la nostra Costituzione oggi in qualche modo ci invita ad abbandonare questa teologia economica non per favorire la spesa allegra, perché tanto abbiamo il gendarme Europa che ci controlla sulla spesa, ed è giusto che noi controlliamo le nostre spese, ma in qualche modo per ritornare a pensare oltre alla teologia economica, anzi desacralizzando la teologia economica e sacralizzando la dignità della persona e il principio del lavoro che la nostra Costituzione dal 1 gennaio 48 ci propone. Vi ringrazio.